Non lo so perché io ero in cinema, non hanno parlato con me. Ricordami cosa è successo. Abbiamo occupato la produzione il giorno dell'anniversario del CD Prodi alla nuova banda americana per ricordare al Presidente del Consiglio che noi siamo ancora qua e che vogliamo continuare a batterci contro le rivoluzioni che diversamente da altre occasioni l'occupazione è durata poco. Sì, è durata poco ma è fortemente simbolica, abbiamo occupato gli uffici locali del governo, incatenandoci dentro e dimostrando la nostra determinazione a continuare a batterci contro questa nuova opera. Sì, sì. Siete riusciti a parlare col prefetto? Sì, certo, Che cosa vi ha detto? ovviamente lui ha il suo ruolo da svolgere, c'è Enrico, c'è Carina Ricci. Quindi voi avete deciso di lasciar perdere? No, noi siamo rimasti, non abbiamo deciso assolutamente di lasciar perdere, siamo rimasti finché la cella non è arrivata. Le catene le avete tagliate voi o loro? Le catene le abbiamo tagliate noi perché aperte noi perché a noi interessava mandare il messaggio di Mercati comunque esiste e resiste nonostante la coltre di silenzio messa su Vicenza e soprattutto il messaggio al governo centrale che dovrà fare sempre i conti con noi. Non ci interessava in questo momento, ci sarà sicuramente l'occasione per arrivare a momenti più duri. Non ci sono stati comunque notevoli momenti di tensione anche oggi, perché non è stato necessario. Grazie. E là! Vai. Mica nessuna intenzione che devo rompere. Scusate, un attimo che passo le signore le bandiere. Andiamo in chiesa! Non puoi come piacciono moderati come giochi. Disco! Arnold! Arnold! No! Salvoli! No!
No, più valido che State qui, basta nella sola. Il problema della legge è il giorno dell'anniversario della Siri, di pace. No, ombrello un po' più così, perfetto. Nel giorno dell'anniversario del Pianivera di Prodi alla Dalmolina a Vicenza, due vividi manifestazioni, il primo l'occupazione della prefettura, un'occupazione che è durata per circa mezz'ora, poi il corteo per le vie del centro, quindi il blocco sul Ponte degli Angeli, un blocco che si vuole mantenere per circa 20 minuti. Non solo l'occupazione della prefettura ma anche un blocco sul Ponte degli Angeli, in questo modo vi mettete a confronto ancora una volta con la città che forse mai sopporta questi disastri. Ci saranno tanti disagi in questa città e non saranno dovuti dal Molino, per quello che hanno subito il disagio questa sera noi ci sentiamo di domandare comprensione, stiamo lottando per tutti quanti, non solo per noi stessi. Io penso che sia molto più importante lottare, magari perdere anche 5 minuti chiusi in macchina con avanti che non subire la motorizzazione. Stiamo lottando per tutti quanti noi. Per quello che riguarda l'occupazione della prefettura avete scelto di andare via prima di arrivare allo scontro fisico? Noi siamo andati via quando è arrivato la celere, cioè quando è arrivato il reparto che doveva sgomberare. Allora siccome qua il problema non è che la gente si deve fermare per arrivare ai risultati, noi vogliamo arrivare ai risultati, vogliamo farli in maniera intelligente. Sappiamo che dobbiamo andare incontro anche ai rischi e questi rischi li valutiamo volta per volta, questa volta abbiamo deciso di fare così. E nelle prossime volte decideremo in maniera intelligente volta per volta come comportarci. Ciao. Ciao, Tiziano. Ciao.